L'altopiano di Asiago, l'altopiano dei 7 comuni, è forse il luogo più conosciuto di tutta la via delle Prealpi, la via delle meraviglie che attraversa tutta la pedemontana veneta dal lago di Garda fino ai boschi del Cansiglio, ai piedi delle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO. L'inverno qui è sinonimo di neve, sport, passeggiate, ciaspolate, ma anche di accoglienza familiare, shopping, divertimento e di ottima cucina. D'altra parte è qui che nasce uno dei formaggi più famosi nel mondo, l'Asiago appunto. Ma chi può dire di conoscere pienamente la complessità e l'intreccio davvero unico che rende questi 7 comuni fratelli da più di 1000 anni, condividendo storie e destini? Nonostante sia quasi la seconda casa di vicentini e padovani, l'altopiano, nell'immensità della sua ricchezza naturale, nell'unicità delle sue origini geologiche ma anche etnologiche, con i primi insediamenti che si devono ai cimbri, coloni svevo-bavaresi all'epoca della dominazione germanica intorno all'anno 1000 e quindi di lingua tedesca, e ancora storiche, perché questi monti sono sacrari naturali, questo paesaggio, tra i più luminosi del pianeta per la favorevole esposizione solare, è stato il teatro di alcuni dei più aspri combattimenti della Grande Guerra e continua a destare meraviglia, commozione e stupore. Sette comuni, quasi 900 km² di montagne, 500 km di piste battute e un altro migliaio di chilometri di sentieri su itinerari naturalistici, sportivi, storici. L'altopiano di Asiago è un Eden di 25 km per 30 da scoprire e riscoprire in maniera diversa ad ogni stagione. L'altopiano si è formato grazie alla spinta africana verso l'Europa. Il fondo di un antico mare, la Tetide, su cui si erano formate le rocce su cui noi camminiamo adesso, è stato ridotto, pensate, da 1000 km a 100. Il risultato pratico è che questo gran tappeto è stato spinto verso il muro europeo e non potendo sprofondare nel mantello si è dovuto alzare e formare le curve che vedete alle mie spalle. Tra le due dorsali Svetta-Asiago. Questo fa sì che ci sia una particolare realtà climatica nell'altopiano, in quanto per l'immersione termica Asiago è forse uno dei punti più freddi che abbiamo in tutto l'altopiano. Asiago è una montagna accessibile, una montagna facile, però riserva al nostro turista, al nostro ospite, delle emozioni uniche. È un territorio vastissimo, collegato da una fittissima rete di sentieri che partono dal centro dei paesi, delle città, collegano le contrade e le stesse alle montagne che arrivano anche a 2300 metri di quota. Con le ciaspole ai piedi si può assaporare fino in fondo la bellezza e la pace di questi monti ed è impareggiabile l'emozione di una escursione anche alla luce dell'aurora quando il giorno inizia ad illuminare le vette, oppure durante la notte. Il luminoso cielo dell'altopiano è infatti famoso anche per le sue notti stellate. A Cima a Etna e al Pennar meritano una visita agli osservatori astronomici che ospitano Copernico, il più grande telescopio italiano, e oggi Asiago è lead partner di un progetto europeo che, valorizzando il cielo notturno, preserverà l'altopiano anche dall'inquinamento luminoso. Il progetto si chiama Skyscape e mette al centro la valorizzazione di una nuova forma di turismo, un turismo esperienziale legata all'osservazione del cielo notturno. Ambasciatore universale di questi monti è un prodotto della montagna conosciuto in ogni famiglia, il formaggio Asiago.
La DOP comprende le Maighe e tutti i territori della montagna di Vicenza e Trento, una parte della pianura di Padova e di Treviso. L'Asiago viene prodotto in circa 1.700.000 forme, quindi è il quarto formaggio di mucca italiano, dopo Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Gorgonzola. Ci sono vari tipi di Asiago. L'Asiago fresco a latte intero, che si consuma dopo 30-40 giorni dalla produzione. Poi c'è l'Asiago stagionato a latte parzialmente scremato, che può essere mezzano, vecchio e stravecchio. E nella complessità dell'Asiago c'è anche l'Asiago prodotto della montagna, prodotto che deve essere con tutta la filiera al di sopra dei 600 metri di altitudine. La produzione dell'Asiago fresco è molto particolare. È ritagliare la pasta, la cagliata, viene frantumata in modo molto particolare e pressata. Ecco perché si chiama anche Asiago pressato. È una chicca proprio di questa zona, no? Nel resto d'Italia non c'è questo tipo di lavorazione, quindi pensiamo che altri tipi di formaggio che si fanno a nord delle Alpi hanno influenzato la produzione di Asiago fresco, quindi è un qualcosa che viene dalla cultura, dalle culture cimbra di questi altipiani. Anche il caglio del formaggio asiago è speciale, ricavato non dalle pecore ma da un vegetale, il cardo selvatico, secondo una tradizione antica che pare risalga proprio ai cimbri. Buongiorno, liebe Leute, hier in Casleghe. Benvenuta cara gente qui ad Asiago. Piccolo saggio di lingua cimbra. Lingua cimbra è un'antica lingua tedesca della parte bassa della Germania, diciamo pure dell'area bavarese. In un documento si dice in tempore famis, tempo di carestia, un documento attorno all'anno 1000, si dice che molte persone fuggirono da un monastero per recarsi verso il Veronese. Allora si presume che quella popolazione anche in fasi successive, quindi nei secoli successivi, sia arrivata nell'area della Lessinia, quindi nel Veronese, nell'altopiano e poi una parte dell'altopiano si è trasferito nell'Ottocento nella zona del Cansiglio, ma questa è già un'altra storia. I cimbri sono la storia dell'Altopiano, federazione di comuni fratelli, proprio perché nati dall'insediamento intorno all'anno 1000 di queste famiglie di profughi, coloni, svevo-bavaresi. Un museo oggi ne ricorda costumi e tradizioni legate soprattutto alla lavorazione del legno. Una storia millenaria che l'arrivo della guerra nel 1915 stravolge. Sotto le bombe austro-ungariche gli abitanti dell'altopiano devono fuggire, profughi, nei paesi della pianura, dove però vengono spesso accolti come nemici a causa della loro lingua germanofona, che infatti dopo la guerra rischia quasi di morire. È la storia poco conosciuta del drammatico esodo degli abitanti dell'altopiano, sfollati sotto le prime bombe e costretti a scappare all'improvviso, portando con sé quasi nulla, stranieri nel proprio paese. Scappare sotto le bombe, perché non c'era un piano di evacuazione dell'esercito, scappare sotto le bombe per scendere in pianura, ecco, vengono accolti come se fossero degli stranieri, come se fossero dei tedeschi, dei nemici. E quindi accanto a questo si insinua anche una certa propaganda. Mussolini scrive sul Popolo d'Italia: quando vedete i profughi, specie quei profughi vicentini, sputategli addosso. E quindi la gente si trova in grandissima difficoltà di rapporto con gli altri. Gli anziani e le donne impediscono ai bambini di parlare la lingua cimbra, gli davano uno schiaffo se uno diceva una parola. Quindi questo ha fatto discendere notevolmente la conoscenza della lingua. Si è salvata, sì, perché comunque tanta gente ha continuato poi a parlarla. Adesso sono frequentatissimi i corsi di lingua cimbra che facciamo nel centro culturale del comune di Rozzo.
L'antico idioma che oggi si tenta di riprendere insegnando il Zimbar e con tante iniziative rivive però nei toponimi della fratellanza. Slege un Lusan, Geneve un Wusch, Gell, Roz un Roban, Disen sein de Sibe, Alte Comoine, Brudere Libe. Questo era il motto della reggenza, cioè dell'autogoverno che si era organizzata sotto l'egida veneziana qui in altopiano e che è durata fino praticamente a Napoleone, dal 1405. Traduco. Slege Asiago e Lusan Lusiana, Geneve un Wusch, Enego e Fosa. Gel Rossum Roban, Gaglio Rosse Roana. Disen sein de Sibe Alte Comoine, questi sono i 7 antichi comuni, Brudere Libe, fratelli diretti. Fratelli per forza perché sono un'enclave germanofona, culturalmente e socialmente completamente diversa dal contesto che è intorno, perché vedete quelle montagne là sopra, quelle verso il cielo, quelle creano un confine naturale perché dall'altra parte c'è la Valsugana. Il cimbro è una realtà linguistica molto particolare perché non è esattamente il tedesco, è il tedesco che si parlava nel 1000 nella parte meridionale della Baviera. È però una esperienza, credo, per un tedesco analoga a quella che avremmo noi se sentissimo parlare correntemente il latino antico, quello di Cicerone. E deve essere stata una cosa meravigliosa per i primi germanisti che sono venuti qui e che si sono trovati con questa lingua fossile che rimaneva nel presente. L'ultimo baluardo dell'altopiano dove la lingua cimbra è ancora in uso è Roana, sede dell'Istituto di Cultura Cimbra. È il più grande dei comuni dell'altopiano, collegato alle sue 7 frazioni dal famoso ponte ad arco sulla vertiginosa Val d'Assa, ricostruito dopo la Grande Guerra. A 2 passi dal centro, in località Spillek, il bellissimo laghetto della Lonaba è meta di turisti d'estate e d'inverno, quando diventa una pista del ghiaccio naturale. La neve e soprattutto il ghiaccio sono parte dell'anima stessa dell'altopiano. Qui sono nati e si sono allenati campioni di tutti i tempi e recentemente i pattinatori olimpionici Enrico Fabris, doppia medaglia d'oro ai Giochi di Torino, e Nicola Tumolero, a cui è dedicato il Pala Roban di Roana. Ma è ad Asiago il regno dei beniamini di casa, il caratteristico edificio del Pala Odegard. Ogni famiglia sull'altopiano tifa Asiago Hockey fin dal 1935. Rappresenta uno degli sport importanti dell'altopiano. È uno dei sogni dei ragazzi dell'altopiano, perché i ragazzi dell'altopiano o vanno a sciare, o fanno sci da fondo, o fanno sci alpinismo, o fanno il pattinaggio, oppure fanno l'hockey. È normale ad Asiago che in qualsiasi casa ci sia una stecca di hockey e un disco. È normale che in qualsiasi casa ci sia il garage che è mezzo rovinato dalle discate perché i ragazzi di 6 anni, 7 anni, 8 anni... Qua è normale vedere un bambino di 4-5 anni con la stecca in mano. Fa parte del DNA della gente dell'altopiano. Una storia combattuta, quella dell'Asiago Hockey, che a cavallo del giro del millennio diventa epica. 7 scudetti, 15 finali scudetto, 3 coppe, 5 supercoppe italiane e una di Alps League. Hic sunt leones, noi siamo leoni e noi non molliamo mai. Vorremmo arrivare a partecipare addirittura ad un campionato ancora più importante di quello che stiamo facendo adesso. Hic sunt leones, noi siamo duri. L'altopiano si presenta al suo massimo splendore in questo inverno che ha già generosamente innevato le piste, dove gli impianti sono stati praticamente tutti rinnovati con un sostanzioso investimento. Nelle prossimità del centro città di Asiago abbiamo l'impianto del Caberlaba, la schiarea Caberlaba, poi c'è a Gaglio le Melette, la schiarea Melette, e a Roana il Verena. Non dimentichiamo un'altra eccellenza del territorio che si trova in Val Formica, la schiarea dei Larici. Questi straordinari paesaggi hanno avuto in Mario Rigoni Stern, lo scrittore dell'altopiano, il sergente della neve, sopravvissuto alla ritirata di Russia, un cantore inarrivabile. Le sue pagine piene di solare e umanità sono testimonianza viva della guerra e delle sue devastanti conseguenze.
inno appassionato d'amore per la natura di questi monti, i loro suoni, i loro silenzi. La Edo dell'altopiano potremmo definirlo. Lui non si è mai definito uno scrittore, lui ha sempre detto che era uno che raccontava. E in effetti il modo piano in cui espone concetti, argomenti anche molto scabrosi è qualcosa di fantastico. Qui sopra un signore che conoscete, Gabriele D'Annunzio, dopo aver dormito un paio di notti qui ad Asiago, prima di fare una delle sue incursioni a volantini sopra Trento, ha definito Asiago la piccola città più luminosa d'Italia. E lo capite da soli. Non è un giorno perfetto questo per vedere lo splendore che abbiamo intorno, perché c'è un po' di velatura, ma lo stesso ha un colpo d'occhio che è qualcosa di incredibile. Ovunque sia stato catapultato dalla storia, Mario Rigoni Stern portava nel cuore e negli occhi la sua casa, il suo focolare. Ad Asiago si trovano le sue diverse case, quella natale, la seconda dove ha vissuto da adulto, e quella lontana dai rumori e vicina alla natura che tanto amava, dove ha concluso la sua vita, nella convinzione che infine uomini e alberi, uomini e natura condividono le stesse vicende e lo stesso destino. Difficile comprendere ancora oggi i confini dell'eredità straordinaria dell'opera di Mario Rigoni Stern, ambasciatore di pace e naturalista vero, impegnato anche nel ripristino dei boschi devastati dalla guerra. La sofferenza che ha patito durante la guerra lo ha fatto diventare uomo della pace. La conoscenza della sofferenza degli altri popoli a causa della guerra, a maggior ragione gli fa capire quanto è importante la pace e diffonde questo sentimento, da un lato. Dall'altro, la distruzione che la guerra provoca, non solo negli uomini ma anche nella natura. E quindi la volontà di rispettare la natura, lui dà delle indicazioni per quanto riguarda le modalità di ricostruzione, con quelle modalità di conduzione del bosco da un lato, quindi non sfruttamento intensivo, e con delle piantumazioni che presentassero diversificazioni, in modo che anche tutti gli piccoli esseri, i piccoli animali e grandi animali del bosco potessero convivere assieme all'uomo. Tutto l'altopiano di Asiago e le sue splendide montagne sono anche un museo vivente della Prima Guerra Mondiale che scoppia proprio su queste cime. Il primo colpo di cannone italiano viene sparato il 24 maggio del 1915 dal Forte Verena. Da questa cresta che segna il confine tra l'Italia e l'impero austro-ungarico, la guerra piomba improvvisa dai forti ai paesi dell'altopiano. È la Grande Guerra, le truppe si scontrano faccia a faccia, un massacro. Sull'altopiano, dopo la sconfitta di Caporetto, arrivano anche rinforzi francesi e inglesi e anche loro lasciano qui i loro caduti. La trincea sotto la neve salendo al Monte Zovetto, su cui è issata la Union Jack, racconta ancora oggi questa storia a chi visita questi luoghi. Qualche chilometro più a valle, nel punto di massima penetrazione austriaca, i cimiteri di Val Magnaboschi, quello inglese, e di fronte quello italiano austriaco-ungherese. Qui abbiamo ciò di cui parlavo prima, il risultato della guerra. Due cimiteri che rappresentano anche due fasi diverse del conflitto. Tutti e due i Val Magnaboschi, perché questa zona è stata interessata a due successive avanzate austro-ungariche. I caduti sui diversi fronti alla fine della Strasse Expedition, italiani, austriaci e ungheresi, vennero sepolti qui. Oggi i cipi degli alberi cresciuti nel tempo li ricordano simbolicamente. Le salme sono state tutte trasferite al Leiten, il grande sacrario militare realizzato negli anni 30 sul colle Leiten di Asiago, in cui riposano i resti di 54.286 caduti della Grande Guerra.
fascino multiforme dell'altopiano è motore dell'economia dei 7 comuni, dove il turismo gioca un ruolo primario, la calda accoglienza familiare, i servizi di ottimo livello e una ricca tradizione culinaria sono i punti di forza a cui si sono aggiunte negli ultimi anni anche il rinnovamento di molte strutture alberghiere. Il turista che viene in altopiano sicuramente trova natura, sicuramente trova benessere. Benessere si intende sia magari la visione più stretta che riguarda magari i centri benessere e le spa, che comunque sono presenti più o meno tutte le strutture, ma un benessere diverso che riguarda l'aria aperta, gli sport invernali, gli sport estivi, le camminate, insomma un benessere forse addirittura un po' più ampio e che dà sicuramente una maggiore soddisfazione ai clienti, anche perché sicuramente è un qualcosa che trova da noi e semplicemente a noi. Una cosa secondo me in cui noi stiamo lavorando, abbiamo cominciato a lavorare, e sicuramente il progetto di mettere in rete e creare insomma una rete di prodotto è sicuramente una delle nostre priorità. Sostenibilità, tradizione e innovazione sono anche gli ingredienti che muovono i dinamici ristoratori dell'altopiano. La cucina della vecchia stazione di Canove ci apre le porte con le sue proposte dal bio altopiano. In cucina logicamente cerco sempre di valorizzare sempre di più i prodotti, quindi ho abbinato un mezzano vecchio di Asiago DOP ad un cavolo nero biologico del bio altopiano. Ho fatto un fagottino, l'ho cotto in forno per circa 12 minuti a 200 gradi ed eccoci qua. Ho messo un po' di bio uovo sopra, sempre prodotto qui nel bio altopiano, un po' di semi di chia. Un'altra preparazione che ho presentato oggi sono gli spaghettoni formaggio e pevare, che non è altro che una sorta di cacio e pepe di montagna fatta solo con i formaggi vecchi dell'altopiano. Quindi tutte e 3 le stagionature messe assieme, mescolate, sciolte, attenzione, con un po' di panna, una bella sgranata di pepe, una bella mantecata ed ecco il risultato. Dopodiché, sempre parlando di prodotti del territorio, ho fatto la fonduta. La fonduta l'ho servita con le patate di montagna del bio altopiano, una biopolenta, il salame fresco, perché abbiamo anche una bella cultura di affettati e insaccati che facciamo nel territorio, quindi a partire dallo speck presente nel piatto a tutto il mondo dei salami e gli affettati. Qualche crostino, immergiamo tutto nella crema di Asiago DOP, anche questo sciolto con un po' di panna, fatto andare piano piano, mi raccomando, vedete come resta bello lucido il formaggio, perché non deve mai bollire. Servito il tutto, accendiamo una candelina sotto, resta bello caldo, un piatto conviviale e sempre divertente. Buon appetito! Passeggiando tra Piazza Carli e Corso 4 Novembre nel cuore di Asiago, ritroviamo tutta la magia della montagna invernale, tra riflessi di neve, luminarie, mercatini e vie dello shopping. È proprio impossibile non lasciarsi trascinare nello spirito del Natale. E allora proprio da qui arriva a tutti uno speciale Buon Natale in lingua cimbra. Bar Günnach, noi vi auguriamo Metallem Herze con tutto il cuore, Anguta Weihnacht, un buon Natale, un Angutes Neues Jahr e un felice anno nuovo.